Avevano clienti da tutto il nord-est, Mestre, Venezia, ma anche Treviso e Pordenone. 4 cittadini africani, tutti maggiorenni in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono stati denunciati dagli uomini del commissariato di polizia di Mestre per spaccio di droga. Sono state denunciate all'autorità giudiziaria 4 persone, in questo caso di colore, ed è stata sequestrata ieri 3,5 di sostanza stupefacente. I 4 erano operativi in diversi parchi mestrini. Le denunce sono arrivate al termine di complesse indagini che hanno portato anche al sequestro di importanti quantità di sostanze stupefacenti. 325 grammi di hashish e 25 di marijuana sono stati individuati e sequestrati dalle forze dell'ordine grazie anche all'unità cinofila di Padova, un pastore tedesco di 7 anni. Nel corso delle indagini sono state anche individuati e segnalati una decina di clienti, tra loro anche alcuni minorenni. Notiamo che vi siano diversi assuntori di giovane età, sto parlando di minori degli anni 18, e questo da parte loro viene ritenuto un comportamento che si può, diciamo che non è così nocivo per anche il loro tipo di salute. Quello dello spaccio nei parchi mestrini è una piaga preoccupante che si trascina da tempo e gli sforzi delle forze dell'ordine si stanno concentrando per debellarla. Un lavoro su cui non abbiamo mai lasciato un secondo di pausa, poi può essere più o meno visibile a seconda dei momenti. Comunque le indicazioni del questore e l'attività che noi cerchiamo di fare come Polizia di Stato è quella di avere un controllo continuo, costante e uniforme.